È iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto della procura il conducente dello scuolabus che ha investito ieri all'ora di pranzo il piccolo Martin Fior di 8 anni a causa, come sembra, della caduta del bambino con la sua bicicletta proprio nel momento in cui il pesante automezzo stava passando lungo via Pasinato a San Martino di Lupari. L'autista, residente in paese, è dipendente della ditta Eurotour di Mogliano Veneto. Pare conducesse l'autobus a bassissima velocità. Infatti, nel luogo dell'incidente la strada è piuttosto stretta e a senso unico, con anche la pista ciclabile sul lato sinistro, di quelle disegnate a terra senza protezioni. È lì che pedalava in senso contrario il piccolo Martin e la cosa incredibile è che sia caduto dalla bici proprio dove la via e la pista si restringono. Altra cosa, lo scuolabus passava in via Pasinato solo provvisoriamente da qualche giorno a causa di una deviazione dal solito tragitto per un cantiere edile. Martin tornava a casa da scuola seguito in bici dalla sua mamma, che ha assistito impotente alla morte del piccolo, sopraggiunta pochi istanti dopo la caduta con la bici di Martin e l'investimento da parte del bus, nonostante i residenti abbiano chiamato subito il 118, giunto in zona anche con l'elicottero.